Vicino ad Oristano un pensionato travolto e ucciso da un pirata della strada che poi è risultato positivo alla cocaina. Andava a tutta velocità ed era sotto l'effetto della cocaina, il pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso un pensionato di Riola Sardo, in provincia di Oristano. Aveva 84 anni Giovanni Antonio Pinna, era appena uscito da un bar e stava camminando lungo la strada principale del paese quando è stato investito. Un impatto violentissimo che ha scaraventato il pensionato 20 metri più in là e a nulla sono serviti i soccorsi. Dopo l'impatto, Michael Caboni, 27 anni, di Nuraki, con precedenti penali, è fuggito senza prestare soccorso. Ha tentato anche di disfarsi dell'auto che aveva l'assicurazione scaduta, gettandola in un canalone. Poi, con un'altra macchina, è andato a casa della fidanzata. Sarebbe stata lei a convincerlo a costituirsi, quando oramai i carabinieri erano già sulle sue tracce. Il giovane rischia l'arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso, ma per il momento è a piede libero. La procura non ha ritenuto ci fossero le condizioni per disporne il fermo. Nel 2016 sono state 1245 le denunce per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il 5,9% in più rispetto al 2015. In leggero aumento anche il numero dei sinistri denunciati, quasi 79.000, diminuiti del 4,5% invece gli incidenti mortali, 1507, con 1620 vittime, 76 in meno.